Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Enna hanno effettuato dei controlli per la verifica dei cantieri di riqualificazione energetica e ristrutturazione di immobili che usufruiscono del superbonus 110. Sono stati ispezionati in particolare 2 cantieri edili a Enna e a Piazza Armerina con diverse imprese coinvolte nei lavori e sono state individuate numerose irregolarità. Trovati 4 lavoratori in nero anche nella violazione della normativa sul reddito di cittadinanza e 4 lavoratori irregolari, tutti italiani. Chiusi entrambi i cantieri. È un messinese di 65 anni, l'autotrasportatore che nei giorni scorsi ha perso la vita lungo l'autostrada A1 Roma-Napoli poco dopo il casello di Ferentino in provincia di Frosinone. La vittima, Natale Parisi, era originaria di Fiume di Nisi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era sceso dal mezzo pesante per dare il cambio ad un collega. Proprio in quel momento il conducente di un'auto lo avrebbe investito, scontrandosi successivamente con altri 2 mezzi. Ancora un'aggressione nei confronti del personale della polizia penitenziaria nell'istituto penale minorile di Catania Bicocca. A raccontare la vicenda è Rosario Mauro Di Prima, segretario nazionale del SINAP. Il susseguirsi di continue tensioni è un segnale inconfutabile che qualcosa non funziona sul versante della sicurezza e l'ennesima denuncia del sindacato. Fate sapere alla mia famiglia che sono vivo, che sono riuscito a salvarmi. Io ce l'ho fatta mentre tanti altri miei compagni di viaggio sono annegati davanti ai miei occhi. Sono le parole di Siful, 33 anni, il più grande di 3 fratelli. Anche lui viene dal Bangladesh ed è uno dei 17 sopravvissuti nel naufragio avvenuto 2 giorni fa davanti alle coste libiche. È ricoverato all'ospedale Maggiore Baglieri di Modica per una frattura alla gamba. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci.